Io la prima volta che sono stata qua è stata tantissimi anni fa, quasi 30 anni fa. Siamo tornati qua perché abbiamo saputo che è stata ricostruita una parte, una buona parte del castello, ne mancano ancora diverse. E... Ma non siamo venuti qua proprio per il castello, perché noi eravamo partite per un'altra cosa. Usare un'app che va molto di moda in America, qui in Italia non so se la usano ancora, la Randonautica. Un attimo, ecco qua. Io me la sono scaricata. Eccola qui. Con la videocamera non siamo riusciti a mettere a fuoco, perciò vi spiegherò brevemente di cosa si tratta, o meglio ciò che siamo riusciti a capire. Quest'app produce coordinate casuali, denominati punti quantici. Manifestando un'intenzione, prima della ricerca, si dovrebbe trovare, nel punto stabilito dall'app, ciò che è desiderato. L'app permette di scegliere tra 4 opzioni: anomalie, attrattore, vuoto e pseudo. Noi abbiamo scelto vuoto. Anomalie è un'altissima concentrazione di punti quantici. Attrattore, anche qui c'è una gran quantità di punti quantici. Vuoto, più bassa concentrazione di punti quantici. Pseudo, semplicemente un punto a caso. Allora, visto che siamo qui a Ragogna e visto che comunque già altri hanno fatto alcune sessioni, proviamo a farle anche noi, vediamo se abbiamo anche noi dei riscontri. Buonasera, c'è qualcuno qui? Io mi chiamo, madonna i brividi, mi chiamo Lina. Voi come vi chiamate? Allora, forse adesso ci si sente un po' di più. Noi ci siamo presentati, vi presentate anche voi per piacere? Questo castello è stupendo, è meraviglioso. Avete una casa meravigliosa. Ci ospitate per un po' e ci raccontate la vostra storia. Mi avvicino un po' di più, magari senti. Mi dite il vostro nome? In quanti siete? Uno? Maschio o femmina? Non ho capito. Come ti chiami, hai detto? Aldo? Allo? Allo, a te? Ciao. È un piacere conoscervi. Signori e signora, se c'è una donna. Ci raccontate la vostra storia, per piacere? Non vogliamo disturbarvi più di tanto, raccontatecela, poi andiamo via. Parlate anche nel microfono, se volete. Non abbiamo neanche tirato fuori il rivelatore di campi magnetici.
Voi parlate tranquillamente, poi noi esamineremo a casa cosa avete detto, perché adesso stiamo capendo niente. Avete combattuto tanto su questo castello? Beh, per esempio nel periodo in cui è stato costruito e poco dopo, insomma, nei periodi medievali. Ma se volete raccontarci anche della prima o seconda guerra mondiale, so che anche da queste parti hanno combattuto. Io adoro i posti storici, amo la loro storia, amo la vostra storia. Raccontateci un po' di voi. Hanno bombardato tanto qui. Non ho capito, ripeti. Erano spari questi. Ci siamo difesi bene, vero? Siamo stati bravi italiani. Bisogna essere patriottici. Io ho dei brividi pazzeschi, non so tu. Noi siamo tanto orgogliosi di voi. Avete fatto dell'Italia un paese grande. Cosa pensate degli italiani di oggi? Voi seguite le nostre vite di adesso. Sapete cosa sta succedendo nel nostro paese?
sarebbe piaciuto conoscere i politici che abbiamo adesso? Cosa gli avreste detto? Vivevate in tanti su questo castello quando era il periodo medievale? Credo che stia arrivando qualcuno qui. Beh, salutiamo. Grazie per averci risposto, per averci accolto nella vostra casa per un po'. Avete una casa stupenda. Complimenti. Ci salutate? Ciao. Salve. Mi farebbe piacere se torniamo un'altra volta. Ok, dai, andiamo. Ciao. Ciao, alla prossima. Ok, stiamo mettendo giù l'attrezzatura, guardiamo sull'app dove dobbiamo andare. Allora, qual era il posto? Da Ragogna a Mannazzons. Deviazione e divieto di accesso, però non ho capito dove. No, non è di qua la deviazione, è impegnato un albero. Mi sa che non è un disegno. No? Sono incrostazioni che hanno preso calcare, sì. Poi ci riguarderemo questo, ci faremo 1000 seghe mentali su cosa vuol dire. Allora, abbiamo seguito la direzione dell'app, sfortunatamente però
il Google Maps si è bloccato probabilmente perché siamo in montagna e non c'è più segnale. Siamo in un posto stupendo, anche se notturno da sola nei boschi, tra le montagne, non si capisce dove. E abbiamo deciso di fare qua la sessione per vedere se ci ha portato nel luogo che abbiamo chiesto all'app, se funziona, insomma. Proviamo. Accendiamo la nostra spirit box perché in effetti io ho chiesto che ci portasse in un posto dove c'erano entità buone che si rivelassero a noi. Accendiamo la spirit box e vediamo un attimo, anche se ti devo dire sono un po' inquieti. Andiamo giù, non mi piace così. Abbiamo deciso di farlo in macchina perché a un certo punto non ci siamo sentite sicure. Lei ha sentito dei rumori sulla strada e poi ci è venuto proprio un gelo, a me no, a me è venuto su un gelo, adesso non so se era freddo o era gelo di altro tipo, fatto sta, abbiamo avuto l'istinto di andare via di là e subito e metterci in macchina. Se ci sono entità in questo momento, che siano fuori o meno intorno a noi, proviamo a vedere se ci rispondono qua in auto. Lo so, non è ortodosso, era meglio farlo fuori, ma sinceramente piuttosto che trovarmi un orso o un cinghiale preferisco. C'è qualcuno qui? Sei tu che ci hai fatto paura? Sì? Perché? Noi non siamo venuti qua per disturbarti, abbiamo seguito un'app che ci ha detto di venire qua. E ci ha detto che avremmo trovato però delle buone cose, non delle cose cattive. Tu sei buono o cattivo? Siccome noi non sentiamo quello che dici, adesso ti lasciamo parlare, tu ci dici cosa fai qui e perché stai ridendo. Secondo te quest'app funziona? Perché ci ha detto di venire qua, che avremmo trovato cose buone, e abbiamo trovate le cose buone qui. Ci dici come ti chiami? Io mi chiamo Lina. Tu? Sai che è una bella casa? È da tanto che vivi qui? C'è qualcuno? Mi rispondi per favore? Stavamo dicendo, scusa ci siamo dovuti interrompere perché si era scaricata la batteria. Ci racconti un po' cosa fai qui in queste zone? Cosa facevi o cosa fai?
Abitavi qui? Perché ridi? C'è un castello qua? È questo castello qua? Ma ci seguite dal castello? Qui è pericolo. Andiamo via da qua. Ok, allora ti salutiamo. Ti ringrazio per averci avvisato che qua è pericoloso. Ciao. Torneremo comunque. Ti fa piacere se torniamo? Torniamo allora. Oh, ciao. Ci saluti? Ciao. Buonanotte. Non ci saluti? Sì, resta qua però, È una casa così bella. Ciao. Salutaci. Ciao. Perché non ci saluti? Ma stai cantando?